Piazza San Marco blindata il 25 aprile. A sorvegliare la zona almeno 100 agenti delle forze dell'ordine. Vietate le manifestazioni, polizie e carabinieri sono mobilitati per placare il risveglio di forze galvanizzate dal referendum di plebiscito.eu e soprattutto dall'operazione dei carabinieri del Rosso del 2 aprile scorso. Intanto continua il tam tam dei vari movimenti indipendentisti che invitano i veneti in forma privata a rendere omaggio al loro patrono. L'anno scorso in piazza c'erano 2000 persone, quest'anno movimenti e associazioni ne annunciano molte di più, con un chiaro avvertimento ai partiti: nessuna bandiera, solo quella di San Marco. E se resta per ora in carcere Luigi Faccia? In piazza San Marco ci saranno 2 degli arrestati appena tornati in libertà: il leader morale Franco Rocchetta e il leader veneto del movimento dei Forconi Lucio Chiavegato. Una manifestazione privata, la visita di un veneto al simbolo della Repubblica indipendente, puntualizza il leader di plebiscito.eu Gianluca Busato. Penso che tutti i veneti debbano essere presenti a festeggiare la festa nazionale di San Marco, con lo spirito tra l'altro particolarmente galvanizzato dalla proclamazione di indipendenza che c'è stata il 21 marzo scorso a Treviso. In piazza San Marco ci saranno anche i deputati del governo veneto che tenteranno, per la prima volta dalla caduta della Serenissima, di partecipare in modo ufficiale alla solenne messa del Patriarca in Basilica alle 10:30. Vi parteciperemo con una delegazione di deputati, noi siamo una istituzione, con 10 deputati che avranno la fascia cerimoniale della Repubblica Veneta, cioè rosso e oro, con la scritta Repubblica Veneta. Il governo veneto nel pomeriggio alle 15 dà appuntamento ai veneti e li invita a partecipare alla solenne processione di San Marco aperta dal crocefisso. Anche se ci saranno probabilmente dei soliti divieti della questura di effettuare la manifestazione, noi non vogliamo venir meno a questo nostro impegno, a questo nostro dovere. Nessuna intenzione di rispettare lo stop alle manifestazioni in piazza San Marco, spiega Gardin, imposto per 4 anni consecutivi dalla questura, e in attesa della Costituzione della Repubblica Veneta, Busato e la delegazione dei 10 di plebiscito.eu sono pronti a lanciare l'emissione di buoni federali costitutivi in tagli da 100 e 1000 euro.